vincitore? 24 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. I'm American made, but a large Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2011. Ci ritroviamo finalmente all'interno del penultimo Gran Premio di Yas Marina, ovvero il Gran Premio di Abu Dhabi, pronti ad affrontare 11 giri all'interno della nostra monoposto targata Ferrari. Allora, ci ritroviamo alla quinta posizione, avrei potuto far meglio, solo che ho voluto risparmiare pneumatici, si ritrovano all'89% di condizione, quindi cercheremo di sfruttarli meglio in gara. Allora, vediamo un po' l'assetto. Per quanto riguarda il meteo, ritroviamo un sole che spacca le pietre con un leggero venticello di 8 km/h che rinfrescherà il nostro motore. Per quanto riguarda invece l'assetto, ci sono due possibilità all'interno del circuito di Abu Dhabi: o specializzarsi sul rettilineo, visto che ci sono due rettilinei davvero molto intensivi, oppure specializzarsi su un assetto molto più aderente alle curve, ed è proprio quello che ho fatto io. Ho impostato un alettone anteriore e posteriore abbastanza alto, visto che ci sono numerose curve abbastanza vicine, una frenata molto sensibile con freni molto piccoli, in modo tale da essere più reattivi e soprattutto meno pesanti, per ottenere quindi vantaggio in accelerazione e soprattutto in vantaggio in velocità massima. Per quanto riguarda la barra antirollio, è stata messa al massimo sia posteriore che anteriore per ottenere trazione, ma molta trazione, a scapito dell'usura dei pneumatici. La vettura è davvero molto bassa e molto rigida per ottenere quindi una fantastica prestazione in curva. Per quanto riguarda il cambio, riusciremo a ottenere una velocità che si aggira intorno ai 320 km/h, ma l'indicatore ne indica 343, ma non ce la faremo mai per colpa dell'alettone. Per quanto riguarda la barra antirollio, è stata messa tutta in funzione dell'aderenza in curva e soprattutto in modo tale da ottenere stabilità. Allora, iniziamo la nostra gara ragazzi, vediamo un po'. Quinta posizione, Felipe Massa mi sembra che si ritrova all'interno della settima posizione, e credo che Lewis Hamilton si ritrovi in prima posizione. Però per quanto riguarda la gara precedente che ha effettuato Alonso, il vero Alonso ragazzi, un fantastico augurio, anzi, per il mondiale, speriamo anzi che riesca a far meglio. E comunque, come vi dicevo, in prima posizione Lewis Hamilton, Felipe Massa seconda posizione, eccolo qua. Eccoci ragazzi all'interno delle nostre posizioni di partenza, con Mark Webber davanti alla nostra posizione, Felipe Massa in seconda posizione, mentre Lewis Hamilton va ad aprire la fila, ed ecco che i 5 semafori si fanno vedere e il nostro motore inizia a surriscaldarsi, ed ecco che inizia il Gran Premio ragazzi. Lewis Hamilton in prima posizione, Felipe Massa, Webber, attenzione, cerchiamo un po' l'entrata all'esterno, vediamo se riusciamo a imbottigliarci all'interno di questi rottami. Felipe Massa guadagna la prima posizione, il ferrarista. Wow ragazzi, attenzione, Lewis Hamilton con la sua McLaren ancora dietro il nostro alettone anteriore. Mamma mia, attenzione, vediamo se riusciamo a prenderlo con il nostro KERS. Le gomme sono morbide, quindi possiamo farcela. Tutti quanti per adesso montano delle gomme morbide. Fantastica partenza del ferrarista, ed ecco che Alonso con un'abile mossa riesce a sfaccendare Lewis Hamilton passando all'interno, ed ecco che il ferrarista guadagna abbastanza vantaggio sul suo compagno di squadra. Grandissima partenza, le due Ferrari nelle prime due posizioni, e poi continuano a seguire Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, Vettel. Mamma mia che partenza ragazzi, dobbiamo stare molto attenti. Guardate un po', attenzione all'esterno, Lewis Hamilton in frenata cerca di superare Fernando Alonso tagliando anche dal cordolo, in difesa lo porta sullo sporco, ed ecco che riesce a guadagnare nuovamente la seconda posizione. Grandissima partenza di Fernando Alonso, mamma mia ragazzi, attenzione, continua Mark Webber adesso dietro di noi con la sua Toro Rosso, vediamo se riesce a riprenderci. Felipe Massa ha guadagnato 1,866, mamma mia che partenza ragazzi, che Gran Premio. In difesa dobbiamo giocare, perché dobbiamo proteggere soprattutto il nostro compagno di squadra. Se riusciamo a guadagnare questi fantastici 30 punti, potremo andare alla ricerca del titolo. Allora, vediamo un po'. Continua Mark Webber a cercarci di dietro, soprattutto perché abbiamo un assetto che si basa molto sulle curve. Infatti, come avete ben potuto vedere, siamo riusciti a difenderci bene, ma in rettilineo siamo davvero sconsolati. Quindi le due Ferrari continuano a camminare a tutta forza, senza guardare altro che il traguardo. Vediamo un po' se riusciamo a mantenere. Ops ragazzi, ho dimenticato di settare la tattica pneumatici, meno male che è rimasta sui 5 giri pneumatici duri. Va bene, può andare bene, abbiamo recuperato 4 secondi
secondi e 283 su Nicky Heidfeld, ed ecco che la classifica si è evoluta al secondo giro. Affrontiamo questa curva e adesso la leggiamo, ragazzi. Allora, Nicky Heidfeld, Jenson Button, Lewis Hamilton, Vettel e Mark Webber. Mamma mia, abbiamo migliorato addirittura il tempo migliore nel... Ah, maledizione, mi è scappato il dito dalla tastiera, ragazzi, scusatemi. 4 secondi e 432, mamma mia ragazzi, vuol dire che stiamo migliorando anche sul nostro Felipe Massa, ma probabilmente ha guadagnato molto più tempo su di noi perché mi è scappato il dito dalla tastiera. Abbiamo ancora 11 giri, le gomme sono abbastanza integre e la temperatura del motore è ottima, come potete ben vedere. I freni, ragazzi, sono fantastici perché impostando quindi la qualità piccola possiamo ottenere tutto il vantaggio in rettilineo, e per questo mi sono specializzato sulle curve. Allora, continua Nicky Heidfeld con la sua fantastica autovettura targata, non ricordo, mi sembra Mercedes, che continua a stare dietro di noi, ma attenzione Jenson Button, ragazzi, l'attacco di Jenson Button alle spalle di Nicky Heidfeld riesce a guadagnare un'importante terza posizione per il mondiale, che a quanto pare si sta evolvendo in maniera davvero fantastica. E Felipe Massa davvero un'ottima prestazione. Questo Gran Premio, ragazzi, è uno dei Gran Premi che non ricordavo perché non l'ho giocato molto, soprattutto nei vecchi Formula 1, però adesso mi sto rispolverando le idee e mi sta piacendo davvero molto, soprattutto per la velocità che si riesce ad assumere, anche se non è un tracciato molto veloce in rettilineo, però nelle curve veloci si può essere davvero molto efficaci. Ed ecco il nostro miglior tempo, 1:40 e 1:26. Il nostro caro ingegnere di guida ci ricorda che il DRS, l'ala mobile, può essere attivata guadagnando una netta velocità in rettilineo a scapito della nostra stabilità, ma non ce ne può fregare di meno in rettilineo poiché l'autovettura deve rimanere a quanto pare fissata sull'asfalto. Allora, continuiamo con queste tre posizioni abbastanza dinamiche, potete ben vedere. Il ritmo è buono, continua così. Bene, il ritmo è buono, continuiamo a migliorare sempre la nostra posizione, intanto delle bandiere spagnole, vuol dire che ci tengono al nostro caro Fernando Alonso. Speriamo, ragazzi, nella tattica pit stop che il nostro Felipe Massa abbia qualche idea, inclusi noi. Innanzitutto, dimenticavo, wow, siamo riusciti a partire così bene anche con la miscela carburante 2, ovvero il nostro carburante non è stato messo a manetta, gli ottani sono stati considerati in maniera minore, quindi wow, siamo riusciti a partire con tutta questa grinta anche in queste condizioni, wow. Quindi lo utilizzeremo in fase difensiva, visto che abbiamo molto carburante all'interno del nostro serbatoio. Allora, all'interno delle qualifiche ero riuscito a ottenere un tempo di 1:37 e 293 secondi netti, però all'interno della gara ovviamente tutto cambia, le autovetture, tutto il resto. All'interno della prima sessione di qualifiche ero riuscito a ottenere addirittura il primo posto, ragazzi, solo che poi mi hanno surclassato perché ovviamente non sono riuscito a ripetermi. Allora, vediamo un po', soprattutto, ragazzi, non preoccupatevi per quanto riguarda la serie di Formula 1, visto necessariamente che all'interno di ogni Gran Premio, quindi all'interno di ogni gara, c'è stata un'attenzione davvero molto viva da parte di tutti voi. Quindi adesso un po' meno perché ovviamente l'estate e tutto il resto, però all'interno dei gameplay principali c'è stata una notevole attenzione da parte di tutti voi, quindi anche se finisce questo ultimo Gran Premio, questo penultimo Gran Premio e poi in seguito San Paolo, il Gran Premio del Brasile, non preoccupatevi perché a settembre uscirà il nuovo Formula 1 e quindi sarò felice di effettuare dei gameplay per quanto riguarda la nuova modalità campagna e si spera che sia soddisfacente almeno quanto questo, o addirittura migliore, perché ho sentito, anzi ho letto che stanno riprogettando il motore grafico e tutto il resto, quindi speriamo che sia all'altezza. Allora, vediamo un po'. Allora, Jenson Button ha recuperato, ragazzi, 400 centesimi di secondo dietro la nostra posizione e ha effettuato il giro più veloce. Quindi un po' di tensione dentro i box Ferrari, ci sarà Montezemolo che guarderà i teleschermi con molta attenzione. Sarebbe una cosa molto figa, ragazzi, se potessimo interagire direttamente con i box tramite la nostra radio, però non so, vedremo. Attenzione a non perdere aderenza, vediamo un po' i pneumatici. Allora, pneumatico posteriore sinistro messo male, pneumatico anteriore destro anche messo male. Abbiamo recuperato ancora del tempo sul nostro giro. Oh ragazzi, Jenson Button continua ad avvicinarsi ogni secondo di più e non capisco perché mettono tutti questi paletti in mezzo all'asfalto. Cioè devono rompere per forza le scatole, non ne hanno delle cose da fare che mettere i paletti nella strada. Allora, ultimo giro prima dei box, ragazzi, questi giri molto stabili, il primo giro davvero molto intenso, mamma mia, il primo giro con Lewis Hamilton, non me l'aspettavo che Lewis Hamilton perdesse quella posizione, ed ecco perché mi specializzo soprattutto sulla trazione, così alla partenza riusciamo a ottenere una fantastica posizione e poi in difesa più o meno ce la caviamo. Allora, avanziamo con il nostro KERS, pit stop.
Siamo pronti per il pit stop, rientra questo giro. Rientreremo all'interno di questo giro, ragazzi, pronti per il pit stop, gomme dure pronte per la nostra autovettura. Innanzitutto abbiamo recuperato bene, abbiamo recuperato qualche centesimo di secondo su Jenson Button. Alguersuari è riuscito a superare Hamilton. Wow, come mai Hamilton non riesce a essere competitivo all'interno di questa ultima gara? Anche se all'interno dei Gran Premi attuali, ragazzi, sta effettuando delle vere e proprie prestazioni magnifiche. Infatti mi ricordo che all'interno dell'ultima gara era doppiato, però riuscì a superare Vettel e addirittura riuscì a stare dietro ad Alonso finché poi non siamo arrivati al traguardo. Comunque si spera un'ottima partenza anche all'interno del prossimo Gran Premio, che in Ungheria Alonso è riuscito a guadagnare la terza posizione, mentre Massa, non ricordo, mi sembra settima posizione. Questo Grosjean, ragazzi, sempre più attivo, questo francese con la Lotus, seconda posizione, e Lewis Hamilton ha guadagnato la prima posizione anche in Ungheria come qui, però speriamo che riesca a ripetere la stessa prestazione di oggi qui su Abu Dhabi anche in Ungheria, così almeno Alonso magari riesca se magari riuscisse a prendere un'altra vittoria saremmo davvero a posto per il mondiale costruttori e addirittura anche per il mondiale piloti. Comunque vedremo, tutto sta all'interno delle prossime gare. Ancora il campionato i box, ragazzi, me l'ero dimenticato. Indica che hai una foratura nella gomma posteriore. Che cosa? Rientra ai box in questo giro. Foratura gomma posteriore destra. L'avevo detto, ragazzi, meno male che siamo vicini ai box. Merda. Ma foratura, ragazzi, ma non ci posso credere. Foratura gomma posteriore destra. Meno male che è finita proprio. Ehi, fermiamoci ai box. Dove stai andando? Bene. Ma meno male, ragazzi, che abbiamo forato la gomma proprio adesso che dovevamo. Ehi. Ah, devono cambiare la gomma. Ci vuole un po'. Vi credo, amici miei. Avanti, fate entrare questo stronzone di Michael Schumacher. Esci subito. Usciamo. Allora, ragazzi, fortuna che siamo riusciti a sbucare la gomma vicino ai box. Mamma mia. Ehi. Traffico, fai attenzione. Vediamo un po'. Passaggio segreto, ragazzi. Vediamo un po'. Nicky Heidfeld, giro più veloce. Abbiamo perso notevoli posizioni, però posso ritenermi soddisfatto di aver perso. Sono previste altre soste ai box, cerca di preservare. Preserveremo i pneumatici, però mi posso sentire soddisfatto di aver perso il pneumatico vicino ai box, ragazzi. Mamma mia, non mi fate pensare se l'avessi perso al secondo settore, addirittura al primo. Sono cose che succedono. Infatti ho visto l'autovettura, ragazzi, che è andata a sprofondare direttamente verso destra. Ho detto, ma che caspita sta succedendo? E poi ho guardato la mappatura dell'auto e ho visto che il pneumatico si è forato. Ma maledizione, non ci voleva, ragazzi, ma non ci voleva, nonna posizione. Speriamo che il nostro Felipe Massa sia nuovamente alla prima posizione. E chissà dove è finito Jenson Button, vedremo. Intanto Michael Schumacher dietro la nostra posizione, il ferrarista che ormai ha quasi 40 anni, addirittura 40 anni già superati, che ancora corre in Formula 1, pilota più esperto della serie, 6 giri affrontati, 5 ancora da fare. Allora, 5 secondi Nicky Heidfeld, ma mi sembra che Nicky Heidfeld non si è fermato. Ah no, si è fermato Nicky Heidfeld, quindi dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo fare in modo che gli altri si fermino, probabilmente hanno scelto una tattica impostata al sesto giro, addirittura prima. Comunque, fortunati in un certo senso, ma anche sfortunati per questo pneumatico che è andato via. Maledizione, dobbiamo tenerli meglio questi pneumatici. E comunque in qualifica ero riuscito a portarle all'89% le gomme, non so, era abbastanza ottimo. Attenzione, tutti nella pit lane, ragazzi, parleremo delle gomme più tardi. Allora, vediamo un po', tutti all'interno della pit lane, perderanno qualche secondo. Avanti, gomme dure, eccoli che stanno uscendo dalla pit lane, eccoli qua, eccoli in uscita, attenzione, vediamo chi esce adesso. Chi ha montato, eccoli là, due davanti a noi, vediamo chi sono. Fernando Alonso sesta posizione ed ecco Alguersuari davanti a noi probabilmente, vedremo. Allora, hanno montato pneumatici con mescolatura, come abbiamo sentito appena adesso. Bene, andiamo Alguersuari. Vediamo se riusciamo a riprenderlo. In rettilineo, ragazzi, non ce la faccio a prendere il pilota spagnolo, a meno che non metta il KERS a manetta. Attenzione, vediamo se hanno attivato il KERS, anzi il DRS. No, non l'hanno attivato perché non sono alla distanza necessaria. Comunque Alguersuari, guardate quanto è forte, va come un missile. Ho recuperato diverse posizioni alla pit lane, però vediamo di recuperare questa quinta posizione dietro ad Alguersuari. Vediamo se riusciamo a prendere. Attenzione che non abbiamo una macchina da rally. Guardate in accelerazione quanto siamo potenti, riusciamo ad avvicinarci davvero moltissimo. Allora, vediamo un po'. La gara riparte, c'è stato qualche incidente.
in frenata. L'ora che hai davanti a te ti sta rallentando. Sei più veloce nel primo settore, approfittane per il sorpasso. Veloci nel primo settore, attenzione, abbiamo tagliato una curva e vabbè, cose che succedono. Hercules Ari accanto a noi, vediamo un po' se riusciamo a prenderlo, ci siamo avvicinati davvero moltissimo ed ecco all'interno, niente, dobbiamo fermarci ragazzi, non voglio beccarmi una penalità per questo stupido che in qualifica mi ha fatto perdere innumerevoli posti perché era lento, non so come, ed ecco, ecco all'interno, attenzione all'esterno, continua Hercules Ari con la sua accelerazione, Il motore è in fermo. temperatura perfetta, cerca di tenerla Teniamo la sotto temperatura controllo. sotto controllo e comunque supera Alonso Hercules Ari all'interno del terzo settore. Guardate quante volte ripeto all'interno. Maldonado è appena entrato nella corsia box. Maldonado ai box, non me ne può fregare di meno, amico mio, ed ecco che siamo riusciti a prendere la quarta posizione a quanto pare. Vediamo se adesso ehi, che cazzo è successo? Ragazzi, ma un attimo di lag mi ha portato l'autovettura fuori. Quarta posizione, vediamo un po', Rosberg, Nicky Rosberg davanti a noi, chissà se in questi giri riusciremo a prenderlo. Beh, vedremo. Allora, intanto diamo un'occhiata, 556 centesimi di secondo il nostro Hercules Ari dietro di noi, Nicky Rosberg, e dopo ci sarà ragazzi Jenson Button e Felipe Massa. Se la situazione restasse in queste condizioni, mi sa che non possiamo fare altro che perdere il mondiale. L'ideale sarebbe stato ottenere prima la seconda posizione Ferrari, però a quanto pare la gomma posteriore non ce l'ha permesso. E meno male che si è sbucata la gomma posteriore e non quella anteriore, perché è sempre una disperazione nel momento in cui tiriamo una gomma. Però meglio quelle posteriori che quelle anteriori a un certo punto, perché riusciamo ad andare più piano e tenere un po' di aderenza davanti, almeno ruotare le ruote con più calma. Allora, vediamo. Ok, avanziamo. Eccolo qui, 2 secondi da noi il nostro Nicky Rosberg. Vediamo un po' quello che intende fare. Ho visto che all'interno del prossimo Formula 1 ci sarà un circuito nuovo ragazzi. Mamma mia, il circuito americano, fantastico, voglio provarlo, mai giocato, voglio davvero provarlo. Vediamo, andiamo avanti. Ok, siamo all'interno. Spero che vi stia piacendo Max Payne 3 ragazzi. A breve, anzi a breve, siamo già una buona parte del gioco, continueremo con esso. Ma Massa, giro più veloce, a quanto pare sarà lui in prima posizione, nient'altro, anzi nessun altro entra all'interno dei box. Ci restano solo un paio di giri, quindi se vuoi sorpassare il pilota che ti precede devi darti da fare Mi dispiace ma è abbastanza veloce il disgraziato là sotto, non so se riuscirò a prenderlo. Vabbè ragazzi, cambiamo canale adesso, ci vediamo nuovamente su Rai 2 tra una manciata di secondi nel momento in cui ci ritroveremo all'ultimo giro. Si spera magari con un'ottima terza posizione. Il pilota alle tue spalle ti sta raggiungendo. Spingiamo, abbiamo recuperato qualche secondo e adesso ecco rettilineo ragazzi, ci becchiamo su Rai 2 tra qualche secondo, vediamo un po'. Eccoci ragazzi che siamo riusciti a passare all'interno della terza posizione, non sono riuscito a riprendere in diretta il sorpasso, però davvero una fantastica azione da parte del nostro Fernando Alonso. Ero davvero molto concentrato a superare il nostro disgraziatone dietro, però ce l'abbiamo fatta abbastanza bene. E allora adesso impostiamo la nostra modalità difensiva, come potete ben vedere ho impostato la miscela carburante 1 elevata perché dovevo riprendere il nostro avversario. A quanto pare quando mi concentro molto ma molto riesco infatti a ottenere ottimi risultati. Comunque una terza posizione almeno si spera. Facciamo previsioni prima dell'arrivo, perché può essere che scoppiamo un'altra gomma, addirittura un turista si metta a ballare in mezzo alla pista, lo investiamo e ci portano in gattapuglia ragazzi, quindi stiamo molto attenti. Allora, ultimo giro, quindi circa 7 km da affrontare, quindi l'ultimo minuto e 40 di sofferenza. Allora, vediamo un po', ed ecco il primo tornante, rimangono circa 18 curve. E intanto il nostro Felipe Massa continua ad essere all'interno della prima posizione, 13 secondi dal nostro Jenson Button, siamo molto lontani soprattutto per quell'errore meccanico della ruota che è andata a spararsi, anzi ad andare nell'aldilà. Rosberg ti segue a distanza ravvicinata, spingi a fondo. Un secondo, ci segue questo disgraziatone dietro di noi. Sono riuscito a recuperare tantissimo nel rettilineo perché sono riuscito ad azionare il nostro DRS. A quanto pare adesso potrà farlo anche lui. Diamo un'occhiata negli specchi, vediamo dov'è. No, non c'è, bene, è molto lontano, non potrà neanche attivarla, a meno che non alzi una vela e prende il vento a poppa e inizia ad andare come un pazzo, ma non ci prenderà mai ragazzi. Allora, vediamo un po', a quanto pare Felipe Massa finirà tra poco perché 13 secondi più o meno dovrà essere all'interno del terzo settore. Terzo posto, primo posto Felipe Massa, abbiamo guadagnato notevoli punti per la nostra posizione, ma chissà dove è finito Lewis Hamilton ragazzi. Lewis Hamilton non lo vedo da un pezzo, iniziamo a perdere aderenza. Bene, allora, vediamo un po', entriamo su quest'ultimo tornante.
bene, 1 secondo e 449, recuperiamo sempre di più, come potete ben vedere ragazzi, una gara che mi è piaciuta tantissimo. Ci ribecchiamo all'interno del prossimo Gran Premio, ovvero il Brasile. Felipe Massa, congratulazioni amico mio, sei davvero un grande. Ho un ottimo rapporto nei confronti tuoi, invece con Barrichello ragazzi mi ritrovavo un po' in agguato. Comunque abbiamo un po' una perdita di carburante nel retrotreno, ma può andare perché abbiamo vinto, diciamo che abbiamo vinto il Gran Premio di Abu Dhabi, terza posizione, Fernando Alonso con un tempo di 1,38 e 898, un'ottima posizione, 2 posizioni guadagnate partendo dalla quinta posizione. Felipe Massa, grandiosa. Gradino del podio, bella gara, complimenti. Grazie amico mio, vediamo dove è finito il nostro Lewis Hamilton, ancora devo scendere, vediamo. Lewis Hamilton, 15ª posizione, non ha preso punti ragazzi, fantastica prestazione della nostra Ferrari. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti ragazzi.